Incontro che ha per titolo un tema di, si direbbe, stringente attualità: il federalismo possibile, la riforma delle autonomie. Abbiamo l'onore e la felicità anche di ospitare due autorevolissimi protagonisti del diritto costituzionale e della politica italiana: Anna Finocchiaro alla mia sinistra, Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Senato e pilastro, se posso dire, del parlamentare della legge di riforma costituzionale che andrà a referendum tra un paio di mesi, e il professor Mario Bertolissi, docente prestigiosissimo di diritto costituzionale a Padova, allievo di Livio Paladin, già Presidente della Corte Costituzionale. Questo incontro è organizzato dal PD locale e io proprio al segretario del Partito Democratico di Montebelluna, Davide Quaggiotto, do la parola per un saluto, poi ci sarà un altrettanto saluto di Laura Puppato, senatore di Casa. Prego Davide. Sì, sarò brevissimo, porto i saluti del circolo PD locale, vi ringrazio per essere qui questa mattina e ringrazio i relatori, il professor Bertolissi e Laura e l'onorevole Finocchiaro, che abbiamo la fortuna di ospitare qui nella nostra città. Io sono molto contento perché siamo riusciti a organizzare questo incontro a Montebelluna, perché finalmente anche qui abbiamo l'opportunità per entrare nel merito dei contenuti della riforma, andando oltre quelli che sono gli slogan e gli eccessi che ultimamente caratterizzano quello che è il dibattito nei media. Ora stiamo lavorando anche con l'obiettivo di costituire un comitato per il sì, quindi di fatto questo rappresenta il primo di una serie di incontri che svolgeremo a Montebelluna e nel montebellunese per far conoscere quelle che sono le conseguenze di questa riforma ai cittadini. Io termino qui perché loro sono i protagonisti e cedo il microfono a Daniele.